Tra nuovi decreti Super Green Pass base, quarantena, autosorveglianza, la possibilità di creare molta confusione c'è, e come? Un rischio molto concreto. La puntata di oggi di Elettroshock vuole cercare di dare un chiarimento su tutte queste ultime normative in atto. A voi telespettatori cercheremo, anche attraverso alcune tabelle, di fare un servizio pubblico a molti di voi che appunto si trovano in una situazione di impasse, che ci hanno mandato anche oggi tantissimi messaggi per avere chiarimenti. Lo faremo insieme a alcuni ospiti in studio. Allora ve li presento subito. Silvia Mentile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Udinese Friuli Centrale. Buonasera. 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 Stefano Stefanelli, dirigente scolastico al Marinelli, ma anche a Pasan di Prato, quindi ragazzi dai 6 anni in su, praticamente presidente dell'ANDIS, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici Italiani. Buonasera. Buonasera. E Romano Paduano, medico di base che opera a Palmanova, se non sbaglio. Buonasera. Allora, prima di tutto, prima di mandare anche il primo servizio che cercherà di chiarire anche in base ai numeri la grande mole di lavoro che c'è dietro il Dipartimento di Prevenzione, presentati oggi nel corso del bilancio dell'attività appunto del Dipartimento, vi facciamo vedere subito le novità, se non sapete ancora, che ci arrivano dal governo. Covid, il Consiglio dei Ministri ha varato all'unanimità il decreto legge con l'obbligo di vaccino per gli over 50. Questa è la prima notizia, vedremo poi anche grazie alla regia di Fabio Di Bernardo e Chiara Miscoria le novità che ci arrivano direttamente dal Consiglio dei Ministri. Saremo collegati appunto con i siti per capire quali sono le ultime novità. Prima però mandiamo il primo servizio che ci spiega esattamente i numeri dei tamponi effettuati in un anno, ma soprattutto sentirete quante persone non sono in regola. Poi specificheremo meglio questi numeri. Ammontano a quasi 30.000 gli operatori soggetti alla vaccinazione obbligatoria che ancora non si sono messi in regola con l'immunizzazione, 16.000 nel comparto sanitario, 13.000 nella scuola. Il dato è emerso oggi nel corso della conferenza stampa sull'attività del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Centrale, rende l'idea di come la strada nella lotta contro il Covid sia ancora lunga. C'è di più, attualmente sono appena 220.000 le persone che beneficiano dell'ultimo decreto che evita l'isolamento in caso di contatto con i positivi, o perché hanno ricevuto da poco la terza dose o perché sono guariti da meno di 4 mesi. Un dato destinato ovviamente a migliorare, ma che vedendo l'altra faccia della medaglia fa emergere che ci sono quasi 300.000 friulani che stanno ritardando l'inoculazione, 300.000 quindi che rischiano di finire in quarantena, e per ora in base all'agenda sono 86.000 i posti liberi entro fine gennaio. I numeri a 3 se non a 4 zeri rendono l'idea dei grandi sforzi a cui ogni giorno il Dipartimento di Prevenzione è sottoposto, numeri che fanno capire quanto la situazione dal punto di vista organizzativo sia complessa se non proprio critica. 729.000 i tamponi effettuati in un anno, 200.000 le persone testate, di queste 36.000 sono risultate positive, la gran parte nella fascia d'età tra i 46 e i 60 anni. Dall'altro lato la situazione in area medica grazie ai vaccini è migliorata, 100 i posti occupati nell'azienda sanitaria del Friuli Centrale a fronte dei 380 dello scorso anno nello stesso periodo, ma tra sospensione, isolamento e positività la questione personale resta in sospeso. Insomma, un percorso a ostacoli e il traguardo appare sempre lontano. Allora, va detto che di fronte a questi numeri potrebbero essere più grandi di quello che si può pensare, perché queste categorie, diciamo, prioritarie dovevano vaccinarsi in un determinato periodo, poi magari possono essersi messi in regola nell'ultimo, possono essersi mescolati ad altri, generando un po' di confusione. Però certo è un numero abbastanza notevole. Chiedo prima un commento a Stefanel, perché questo potrebbe anche preoccupare il settore, parlo scolastico in questo caso. Oggi abbiamo sentito Riccardi, vicepresidente, ha detto che era preoccupato per il sistema sanitario e scolastico, visto questi numeri. Sì, condivido quello che ha detto il vicepresidente Riccardi. C'è una grossa preoccupazione e le notizie che vengono dal Consiglio dei Ministri sulle potenziali quarantene delle classi, no? Addirittura nelle scuole superiori si dovrebbe mandare in quarantena solo alla 4ª positività, credo che ingenererà molta paura anche tra gli insegnanti, perché gli insegnanti sono anche categorie, diciamo, di persone un po' anche avanti negli anni. Io credo che in questo momento un'altra
settimana, 10 giorni di stop alle scuole farebbe bene al sistema, ecco perché si dice che a metà gennaio ci sarà il picco, quindi io aspetterei il picco e poi dopo ritornerei a scuola. Però chiaramente se le decisioni sono di farci ritornare, torniamo preoccupati, perché i controlli che si devono fare sono notevoli tutti i giorni, perché è vero che la percentuale di vaccinati è molto alta e la percentuale di chi è in regola col Super Green Pass è estremamente alta, ma i numeri che avete dato non tranquillizzano penso nessuno. Ha parlato di picco Stefanel, allora chiedo subito un commento anche a Paduano. Lei, in base anche diciamo, ai pazienti che ha e vedendo anche i numeri oggi, se non sbaglio siamo al 4º giorno consecutivo di contagi in rialzo, quasi 4.000, questo picco quando arriverà? Beh, dobbiamo calcolare che, come abbiamo saputo, adesso l'incubazione della nuova variante è più corta, 3, 4, 5 giorni. Viene da pensare, senza fare grandi matematici, che oggi siamo il 5, per cui il picco è stato il 31. Sicuramente tutti quanti hanno purtroppo abbassato un pochino la guardia in occasione delle feste. È stato difficile, parlo per tutti, mi metto in mezzo anch'io, non mi permetto di dare a nessuno nulla. Tenersi lontano da parenti e amici per festeggiare da soli, quest'anno c'è stato un calo della tensione, un calo della paura, per cui ci sono state molte riunioni familiari e purtroppo questo qui lo stiamo pagando adesso, perché riunioni familiari, ecco basta vedere questo grafico, come probabilmente le feste hanno portato anche un aumento dei contagi, un abbassamento della guardia. Eccolo qua il grafico che accennava Paduano, 1817, i casi al 29 dicembre, eravamo dopo Natale, ma il problema si è sviluppato negli ultimi 4 giorni, addirittura quasi raddoppiati, 3.931. Quali criticità vi stanno arrivando direttamente dai pazienti? Immaginiamo, l'ho sentita anche nel classico fuori onda, quante volte lei prende il telefono e c'è un paziente che lo disturba le chiede, le fa domande fino alle 9:15, poco prima che lei entrasse. E il problema soprattutto per i pazienti che sono da una parte disorientati, come lo siamo un po' tutti, sulla normativa, soprattutto sono più tranquilli diciamo un po' tutti dal punto di vista clinico. Ormai abbiamo visto che i casi veramente gravi sono per fortuna molto rari, sicuramente il vaccino ha fatto la svolta, contemporaneamente ha dato questo aiuto in generale e abbiamo visto che le persone non coperte dal vaccino sono soprattutto persone abbastanza giovani, abbiamo visto di 40-50 anni, per cui in condizioni di salute piuttosto buone. Per cui non c'è una grande paura del morbo, c'è purtroppo il problema di capire cosa fare, il problema di capire quanto stare in isolamento o in quarantena e soprattutto il problema che non è risolto con facilità dei permessi di assenza dal lavoro. In quanto che, come sappiamo, attualmente il paziente sintomatico, la persona sintomatica è giustificata da stare assente al lavoro in quanto posso produrre un certificato di malattia in quanto, essendo sintomatico, è tra virgolette malato. Il problema è per i conviventi, per i contatti, per tutto, che se non sono sintomatici ha bisogno di un certificato, di un dispositivo del Dipartimento di Prevenzione per poter usufruire dell'assenza dal lavoro a carico dell'INPS. E questo è piuttosto complicato anche perché in tempi corti come sono questi i pazienti si trovano un pochino scoperti, poi mettiamoci le ferie, mettiamoci questo, mettiamo quell'altro, questo certificato arriva in tempi che speriamo l'INPS riconosca e che non ce li diano per troppo tardi. Ecco, prima di girare appunto la domanda anche a Silvia Mentil, se ci sono queste difficoltà direttamente anche dal Dipartimento di Prevenzione che dovrebbe sciogliere i dubbi agli utenti, invece nonostante la grande volontà non riesce ovviamente tutti i giorni a soddisfare queste domande, le chiederemo più o meno quante arrivano. Vi faccio vedere anche le ultime novità che ci arrivano direttamente dai giornali online, grazie alla nostra regia Fabio Di Bernardo, dove ci spiega praticamente quando e dove serve il Super Green Pass. Eccolo qui. Questa è fino al 31 marzo dovrà avere il Green Pass base, non il Super Green Pass come invece prevedeva la bozza, i lavoratori e clienti dei servizi alle persone, estetisti, parrucchieri, l'obbligo scatta dal 20 di gennaio, i lavoratori e clienti di servizi commerciali come le banche dal 1 febbraio al 31 marzo, i lavoratori e clienti di negozi e centri commerciali, i lavoratori e gli utenti di uffici pubblici, comuni, province e regioni. Ecco, questo dovranno avere il Green Pass base, mi pare. E cercheremo appunto nel corso della puntata di capire ancora qualcosa di più, cosa accadrà dal 1 di febbraio. Chiedevo, Mentil, le facevo questa domanda, quante domande arrivano più o meno
al giorno? Quante mail non riuscite ad evadere? Allora, le domande che arrivano via mail sono un'infinità. Adesso abbiamo un arretrato questi giorni di quasi 1000 mail da leggere, da aprire e da leggere. Però non ci sono solo le mail, ci sono le infinite telefonate. Noi abbiamo dei numeri dedicati ai quali le persone chiamano, si lamentano che non riescono a contattarci, si lamentano del fatto che trovano la linea sempre perennemente occupata, a volte sospettano anche che la linea sia staccata. Volutamente staccata per non cercare di disturbarvi. Io colgo l'occasione per dire che assolutamente non è così, la linea è veramente occupata costantemente perché le telefonate sono continue e tutti gli sforzi che il Dipartimento può mettere in campo li sta mettendo per dare risposta il più tempestiva possibile al numero maggiore di utenti. Nonostante tutto, lo ammettiamo senza alcun dubbio, abbiamo dei ritardi. Ritardi dovuti a numeri enormi che magari anche voi vi aspettavate? Enormi, perché veramente in questi ultimi, diciamo, 7-8 giorni i numeri sono esplosi al punto tale che nonostante abbiamo ridotto tutte le attività che potevamo ridurre, ci stiamo limitando a condurre semplicemente quelle che per obbligo di legge non possiamo sospendere e abbiamo dirottato tutti gli operatori, tutte le persone disponibili su questo fronte, comunque non riusciamo a far fronte. Allora, io vi ricordo il numero nostro di telefono 345 99 56 897 per mandarci messaggi, peraltro oggi ci sono arrivati tantissimi commenti sulla nostra pagina Facebook, peraltro sempre ricorrevano la questione del non rispondono al Dipartimento di Prevenzione e noi abbiamo cercato intanto di spiegare il motivo, non c'è nessuna volontà di non rispondere a nessuno, ma la mole di lavoro che vedete anche da quel grafico lì di quanti sono i contagi, di quante sono le persone in isolamento, circa 20.000 persone, diciamo che era anche da un certo punto di vista, non dico imprevedibile mentil, perché magari Omicron aveva già messo allerta, però un numero così grande non è facile da gestire anche per il personale, cioè certo. Il personale è sempre quello alla fine. Infatti. Allora, noi andiamo in pubblicità e poi cercheremo di capire meglio con i nostri ospiti, facendovi vedere il grafico, state attenti, quando si va in quarantena, quando non si va in quarantena, quando si va in isolamento, giusto? Giustissimo. Sì. Pubblicità. Nuovamente in collegamento in diretta con Elettroshock, cerchiamo di capire oggi, in mezzo a tanta confusione che si è fatta in questi giorni e che continua comunque ad accavallarsi, noi stessi giornalisti alle volte facciamo fatica a capire, ma cerchiamo di trasmettere, anche di semplificare alle volte in base ai nostri esperti che abbiamo, i vari decreti che si stanno accumulando in questi giorni dal Super Green Pass e Green Pass base, lo cerchiamo di fare in maniera abbastanza più chiara possibile. Oggi abbiamo 3 esperti con noi, Silvia Mentil del Dipartimento di Prevenzione, Romano Paduano, medico di base, e Stefano Stefanel, e cerchiamo anche di commentare anche con le prossime tabelle, Mentil, soprattutto quando si va in quarantena, quando non si va in quarantena, quando si va in isolamento. Lei ci ha preparato una tabella, spero che voi telespettatori riusciate ad apprezzare lo sforzo che riusciamo a dare, ecco, e mandiamo subito quelli che vanno in isolamento. Sì. Chi va in isolamento? L'isolamento è riservato ai casi positivi, alle persone che hanno contratto il virus. Il virus. Se però io... E quindi sono quelli che vengono definiti i positivi. Ok, il tampone lo devo fare quando? Allora, le persone che vanno in isolamento devono fare un tampone per uscire dall'isolamento, perché l'isolamento è un provvedimento restrittivo con un inizio e una fine. La fine del provvedimento restrittivo è legata all'esecuzione e alla refertazione di un tampone che deve dare esito negativo. Allora, se io sono un positivo che mi sono vaccinato da meno di 120 giorni e sono asintomatico, posso fare questo tampone di verifica dopo 7 giorni dal tampone positivo diagnostico di inizio isolamento. Lo devi dire all'azienda sanitaria comunque. Com'è? L'azienda sanitaria.
Sì, lo dice? certo, Ecco, l'azienda sarà sanitaria, l'azienda sanitaria direttamente a chiamare, a contattare. Contatta la persona positiva e gli fissa un tampone di fine isolamento. E quindi con l'esito negativo di quel tampone viene poi redatto un certificato di fine isolamento. Mentre invece il positivo che non rientra nella condizione di prima, quindi che non ha una vaccinazione recente fatta entro i 120 giorni, farà un tampone per chiudere l'isolamento a distanza di 7 giorni da quel tampone iniziale positivo che era stato individuato come inizio proprio di isolamento. Ok, andiamo invece alle quarantene? Vado in quarantena? Le quarantene sono i provvedimenti che invece vengono riservati ai contatti dei casi positivi descritti prima. E quindi le quarantene sono sempre provvedimenti che vengono rilasciati dal Dipartimento di Prevenzione con durate diverse perché legati anche questi all'emissione di un tampone negativo dopo alcuni giorni che sono variabili a seconda della condizione della situazione del contatto. Ecco, ci può spiegare cosa vuol dire, abbiamo scritto, contatto sintomatico, contatto asintomatico? Facciamo un esempio io e lei. Allora, lei è positiva? Sì. Io sono un suo contatto che ha avuto negli ultimi 2 o 3 giorni. Sì. Sono sintomatico, cioè sento qualcosa. Sì, e quindi in questo caso lei deve fare un tampone alla comparsa dei sintomi. Perfetto. Alla comparsa dei sintomi e poi lo deve ripetere a distanza di 5 giorni, se quel tampone ha dato un esito positivo, lo deve ripetere poi a distanza di 5 giorni. Sempre andiamo per esempi. Lei è positiva, io non ho nessun problema, ho fatto il vaccino da un bel po' di tempo, più di 120 giorni. Ecco, la discriminante è la durata e sono i 120 giorni. Esatto. Ecco, perché se il contatto è stato vaccinato con un ciclo completo ed è vaccinato da meno di 120 giorni, in quel caso lì fa un tampone a distanza di 5 giorni dall'ultimo contatto che ha avuto con il caso positivo, quindi il tempo di quarantena e di permanenza a domicilio a casa si riduce. Ecco. Andiamo a contatto sintomatico, ecco, questo abbiamo detto la discriminante, 10 giorni o 5 giorni, a seconda del periodo che si è fatto l'ultimo vaccino. Andiamo invece a chi non va in quarantena, che questo, va detto, può avervi aiutato da un certo punto di vista, perché lì scatta l'autosorveglianza. Sì, perché se no avreste altri casi da gestire. E sarebbe veramente difficile. Diciamo che i benefici ancora non li abbiamo visti perché questo provvedimento è entrato in vigore dal 31 dicembre e quindi è adesso i primi giorni che ci approcciamo. Però non va in quarantena il contatto di un caso positivo che è vaccinato con ciclo completo oppure che è da meno di 120 giorni o che ha già anche la dose booster o che la terza dose, o che è stato ammalato ed è guarito da meno di 120 giorni. In questo caso la persona non va posta in quarantena ma deve, come dire, garantire un'autosorveglianza per 5 giorni, durante i quali deve verificare il suo stato di salute quotidianamente, anche rilevando la temperatura, e deve indossare le mascherine FFP2 per 10 giorni. Quindi se io dopo 10 giorni comunque non ho niente, se non ha niente è libero. Libero. Ecco. Non devo aspettare medico, qualcuno che mi dica, no, è un'autosorveglianza. Sì, è un'autosorveglianza che però deve essere comunque certificata dal Dipartimento di Prevenzione per chiudersi. Ah, quindi serve comunque una certificazione? Una certificazione. Perfetto. A questo punto, posto che speriamo, se avete fatto fotografia anche la nostra, mentre noi la trasmettavamo, così ve lo tenete come santino e cercate anche di capire senza arrabbiarvi e cercate di capire un po' com'è la situazione, che tra sintomatico e asintomatico ce ne corre, è vero, però magari uno dice ho un po' di mal di gola, ho un po' di raffreddore paduano. Come si fa a capire a quel punto quando io posso avere il Covid oppure un'influenza normale se questo virus sembra essersi raffreddorizzato, come qualcuno dice? E questo è il problema grosso, che se siamo partiti tempo fa, un anno fa, 2 anni fa, un anno,
con idee ben chiare su cosa fosse il Covid, queste idee sono sempre venute meno chiare. Tant'è vero che, per dire un esempio banale, se noi leggiamo la scheda per vaccinare una persona, la dottoressa Mendi lo sa meglio di me, c'è scritta tosse. 9 su 10 di quelli che fanno il vaccino in questi giorni hanno la tosse, mi dispiace dirlo, e gli facciamo il vaccino lo stesso, perché si è visto che c'è stata dalle prime sintomatiche fasi molto chiare, perdita di olfatto, febbre alta, astenia, mancanza di forza veramente marcata, ci sono tutte queste forme più sfumate che però si mescolano e si confondono con una situazione di raffreddori banali, di influenza che anche quest'anno c'è, anche se per fortuna non è così diffuso e così grave, per cui veramente riuscire a capire chi sia completamente asintomatico è difficilissimo. E soprattutto ci sono tutti quei casi intermedi di pazienti che all'inizio è asintomatico, dopo 2 o 3 giorni gli viene il raffreddore, è raffreddore o è Covid, per cui veramente c'è tutto un mix in cui il bianco e nero, che era così comodo all'inizio, non ce l'abbiamo più. E questo è il grosso problema, di riuscire a far applicare anche queste regole a persone che di base ti dicono ma io non stavo bene neanche il primo giorno. È chiaro che se abbiamo quei sintomi facilmente visibili, la febbre a 38 è facile, quando comincia ad avere 37,1, 37,2, un po' di tossetta, un po' di raffreddore, io penso che stiamo a misurarci la febbre e il raffreddore tutti quanti durante la nostra stagione invernale. Quante telefonate ha avuto di questo? E questo è il grosso problema, soprattutto, e qua non ho problemi a dirlo, è sufficientemente facile fare stare a casa in malattia, il problema è proprio della certificazione, fa stare a casa in malattia chi ha un sintomo anche leggero, perché nessuno dice che si deve andare a lavorare con il raffreddore. Questo aumenterà sempre di più i certificati medici a questo punto? Esatto, questo è un certificato medico di uno sintomatico che può essere raffreddore, può stare a casa anche per il raffreddore. E dribblare le varie norme, mettersi in malattia per cercare di superare a questo punto anche chi, vi faccio vedere di nuovo le immagini che ci arrivano dal Corriere della Sera, faccio un esempio, eccolo qua, l'obbligo vaccinale, dopo discussione durata 2 ore e mezza da parte del governo, obbligo di vaccinazione per gli over 50 che non lavorano fino al 15 giugno. Dal 15 febbraio l'obbligo di Super Green Pass, che viene dato a chi è vaccinato o guarito dal Covid, quindi terza dose o guarito dal Covid, per tutti gli over 50 sui luoghi di lavoro pubblici e privati. Non si va per settori, si va per età. E quindi lei si potrebbe trovare tantissima gente, almeno inizialmente, sì, che dribbla le norme, e lei come medico di base si ritrova in una situazione tale che ha le mani legate, perché non è che può andare a dire a una persona no, non è vero, lei non ha sintomi. Esatto, ho sintomi, esatto. E qui entriamo poi anche in un altro settore extra Covid, uno con raffreddore può andare a lavorare o no? Dipende da come si sente. Cioè adesso io chiedo anche a Stefanella, a questo punto esatto, come fate invece voi per le sospensioni? È un problema molto grosso, perché come le dicevo sono dirigente sì di un liceo scientifico dove i ragazzi hanno dai 15 ai 19 anni, dai 14 ai 19 anni, ma anche di un istituto comprensivo dove gli studenti hanno dai 3 ai 14 anni. Ecco, allora io ritengo che sarebbe logico che o lo studente, quindi se è un bambino, se è un adolescente, se è un ragazzo, o è in perfette condizioni fisiche o a scuola non ci dovrebbe venire. Questo per tutela di se stesso e tutela degli altri, ma anche se ci sono dei dubbi se, di essere stato a contatto con un positivo, io aspetterei, non manderei a scuola questi ragazzi. E credo che questo dovrebbe essere una presa di posizione non solo di noi dirigenti ma anche degli insegnanti, cioè non è questo il periodo di puntare su compiti, classe, interrogazione in cui tutti devono presenziare, perché l'eccesso di presenze di casi sospetti può portare ad un eccesso poi di quarantene. E soprattutto, scusi se posso dire solo una cosa, una grossa stima per il lavoro del Dipartimento di Prevenzione che fa veramente i miracoli per il personale che ha. Io mi aspettavo che nei periodi in cui questa pandemia è andata giù si sarebbe rafforzato questo servizio, si sarebbe dato tante più risorse, perché ci sarebbe bisogno in questo momento di un tracciamento immediato, soprattutto con i bambini, cosa che invece purtroppo non sono in grado di fare. Lei farebbe subito tamponi al rientro? Ma guardi, io questo non lo so, lo lascio decidere ai medici, non sono competenti al di fuori del mio settore. Dico semplicemente che ci vuole maggiore cautela, visto quelli che sono i numeri, visto quelle che sono le esperienze passate, e non è una buona idea mandare a scuola dei bambini piccoli, ma anche degli adolescenti con dei sintomi. Discriminante Vax-Novax?
Lei distinguerebbe tra salvaguardare chi si è vaccinato, quindi mandarlo a scuola e dire invece Novax? Ma personalmente io sono a favore dei vaccini, lei lo sa, lo sapete, l'ho scritto, insomma, quindi non ho nessun dubbio. Quelle che sono le misure nei confronti dei Novax io credo le debba prendere lo Stato, non i dirigenti scolastici. Moltissimi studenti, soprattutto adulti, sono vaccinati, soprattutto nelle scuole superiori, però noi dirigenti fino a questo momento abbiamo una circolare del Ministero che ci vieta di chiedere se i nostri studenti sono vaccinati o meno, mentre sappiamo la situazione del personale perché ce lo comunica il sistema informatico ministeriale, quindi non c'è niente di sconosciuto, è protetta la privacy, ma noi abbiamo l'accesso. Nei confronti degli studenti, adesso si dice gli studenti Novax stanno a casa, quelli vaccinati vengono a scuola, sì, ma noi non sappiamo chi sono. Chi c'è, non c'è. Non sapete chi è Vax e chi non è Vax? E noi lo possiamo chiedere, non è solo che non lo sappiamo, non lo possiamo neanche chiedere. Il personale invece a scuola è riuscito a sostituirlo dal 10 gennaio? Se sono quelli i numeri che abbiamo presentato Se troviamo prima. dei supplenti non è così semplice, anche adesso abbiamo avute delle criticità, soprattutto nel settore primario, cioè quindi nella scuola primaria, scuola dell'infanzia, dove la supplenza è necessaria fin dal primo giorno, perché non si possono lasciare bambini di 3, 4, 5, 6, 7 anni da soli, cosa che invece non è positiva, ma delle volte con un ragazzo di 17 anni gli si può dire questa ora non c'è il professore, state buoni, la prossima ora viene. Nel caso del settore primario noi abbiamo bisogno dei supplenti immediatamente, guardate è difficile, è complicato perché poi ci sono le garanzie derivate dalle graduatorie, dal non poter chiamare immediatamente se uno non ha diritto, cioè ci sono delle situazioni che presupporrebbero un'altra normativa e anche altri tempi di reazione, perché chiaramente se si sa che un bambino è positivo oggi e la classe mi viene mandata a fare il tampone tra 5-6 giorni, ma nel frattempo non viene mandata in quarantena, evidentemente capiamo tutti che non funziona. Quindi io personalmente, appena ho la notizia di un positivo, lascio la classe a casa, tutta la classe, in attesa di quello che il Dipartimento mi dice. Ma non tutti i miei colleghi fanno così, perché non c'è una norma specifica. Siete voi responsabili, singolarmente dirigenti, questa è la verità. Cioè dovete attenervi a una regola, ma siete voi responsabili. Guardi, c'è una circolare dell'ASUFLI che la dottoressa conosceva benissimo, in cui dice che in attesa che il Dipartimento dice cosa si deve fare, il dirigente può anche mandare le classi a casa. Può, non deve, può. Allora, tra poco vi faremo vedere una grafica dove cercheremo di capire, appena uscita, cosa cambierà per la scuola e cosa no alla riapertura regolare, Stefanel, dal 10 gennaio, non dal 16 al 17 come lei auspicava. Pubblicità. Eccoci nuovamente in diretta con Elettroshock, cerchiamo di chiarire un po' la questione Super Green Pass piuttosto che quarantene, piuttosto che isolamenti in questa puntata. Tutte le risposte speriamo di poterle dare. Vado veloci. Allora, innanzitutto grazie alla regia cerchiamo di chiarire magari cosa succede per la scuola, perché ci sono delle novità. Rientro a scuola alle medie e alle superiori DAD al quarto contagio per i vaccinati, al terzo per i non vaccinati. Crea ancora più confusione questo. Sorride Stefano. No, non sorrido perché è drammatico, è un sorriso amaro. Ripeto, allora, leggiamo, noi non sappiamo chi è vaccinato e chi non vaccinato. Tutto questo è una sorta di autotutela, di autoanalisi, cioè lo faranno i ragazzi, dovranno decidere loro se stanno a casa o non stanno a casa. Per i bambini da 0 a 6 anni, scuole dell'infanzia e asili nido, non cambia nulla, la quarantena scatta al primo caso di contagio. Per le scuole elementari al primo contagio si fa un test di verifica antigenico molecolare, si ripete dopo 5 giorni, la quarantena di 10 giorni con didattica a distanza scatta soltanto se c'è un secondo contagio entro 10 giorni dal primo. E poi medie e superiori, le misure sono più elastiche proprio perché 4 su 5 sono ormai immunizzati, i vaccinati vanno in DAD soltanto al quarto caso e dal secondo devono soltanto fare autosorveglianza attiva, evitare altre attività pomeridiane e indossare sempre le mascherine FFP2, mentre i non vaccinati vanno in DAD al terzo contagio. Sinceramente bisognerebbe fare altre tabelle di quelle che abbiamo cercato di fare noi, peraltro me l'avete chieste, durante questa puntata di nuovo sono arrivati dei messaggi, 2 o 3 almeno, che mi chiedono velocemente di farle vedere di nuovo in onda, almeno per quanto riguarda, mi chiedono tutti, la questione delle tempistiche di quarantena. Chiedono il video sulla quarantena. Grazie Fabio. Vado in quarantena se
contatto sintomatico, contatto asintomatico e la discriminante se il ciclo vaccinale è incompleto o il ciclo vaccinale è avvenuto da 120 giorni dall'ultimo vaccino. Il che, se è avvenuto praticamente a 120 giorni, il tampone si riduce al quinto giorno, invece se invece è incompleto questo vaccino va al 10° giorno. Se è sintomatico invece subito all'inizio, se sono sintomatico, si fa il tampone da ripetere al quinto. E se persistono i sintomi devo ripeterlo al quinto. Se quel tampone ha dato un esito negativo e i sintomi persistono, devo ripeterlo al quinto giorno. Al quinto giorno, diceva Paduano? Non so se la tabella è corretta, scusate, il contatto asintomatico, l'ultima riga, se il tampone, se l'ultimo vaccino è stato fatto entro 120 giorni. Entro 120 giorni dall'ultimo vaccino. Invece più di 120. No, più 120 va giorni. bene, Entro lì, 120 giorni, Sì, ecco. È un più quello lì. Entro 120 giorni. Ecco, abbiamo errato, forse per quello, cerchiamo di correggere, lo mettiamo entro 120 giorni dall'ultimo vaccino. Abbiamo sbagliato noi, ci prendiamo le colpe su questo, anzi me le prendo io. Allora, domande da parte del pubblico che stanno arrivando, vediamo se riuscite a rispondere. Quanto lei, Mentil, dice: buonasera a tutti, sono risultato positivo al tampone il 3 gennaio, chiaramente non sono stato contattato da parte dell'azienda sanitaria per carico di lavoro, capisco. Io mi sono prenotato il tampone in farmacia il 12 gennaio per la fine isolamento, perché se aspetto l'azienda sanitaria forse rientro al lavoro a fine marzo. Beh, un po' pessimista, sì, va detto. è un po' pessimista, perché ci auguriamo che i tempi subiscano un'accelerazione in questi giorni, però ha fatto anche bene a prenotare il tampone, perché questa è la prassi, cioè ci vuole un tampone anche di fine. Quindi ha fatto bene il telespettatore anche in questo perché con le nuove indicazioni anche i tamponi di farmacia vengono riconosciuti validi senza necessità di conferma, come avveniva fino a pochi giorni fa, da parte di un tampone fatto nei nostri laboratori. Quindi una volta che quel tampone dà esito negativo, quando poi a noi giunge il referto, liberiamo la persona. C'è un caso molto particolare qua di un telespettatore, dice: ho fatto il Covid il 3 marzo 2000, no, il 3, immagino che sia il 3 inteso come marzo 2020, con ricovero per 15 giorni, ho poi fatto il vaccino seconda dose il 21 giugno 2021, con ricovero per pericardite il 24 giugno per 2 giorni e recidiva il 24 agosto con ricovero per altri 5 giorni. Il cardiologo mi ha detto in occasione dell'ultimo controllo ai primi di ottobre che per 2 anni non posso fare vaccini. Non so se esistono dei casi del genere. Sì, certo, esistono dei casi che per patologie... Grazie anche ai telespettatori che dicono anche le loro esperienze personali, insomma, possono capitare. Certo. Ci sono dei casi che per patologie particolari vengono proprio esonerati dall'esecuzione del vaccino, ma viene rilasciata loro una certificazione che è valida, insomma, come persone, per queste persone che non possono vaccinarsi. Ok. Per i vaccinati con terza dose che hanno avuto un contatto così positivo, cosa accade? L'abbiamo spiegato, ve lo ripetiamo. I vaccinati che hanno un ciclo vaccinale completo anche di terza dose vanno in quarantena, ma fanno un tampone dopo 5 giorni per liberarsi dalla quarantena. Stefanel, chiedo a lei solo un chiarimento, lo chiede proprio lei: in Friuli Venezia Giulia tutte le scuole riaprono il 10 gennaio oppure qualche scuola riprende le lezioni prima? No, noi riprendiamo il 7, noi in Friuli Venezia Giulia riprendiamo il 7, a meno che non ci sia un provvedimento, non lo so, o del Ministero, o del Presidente. Al momento si riprende il 7? Al momento noi riprendiamo venerdì, noi riprendiamo dopodomani, ed è una certa preoccupazione, anche perché queste norme nuove necessitano un momentino di essere analizzate, no? FFP2 per quali ragazzi? Se qualcuno mi sa rispondere, a scuola? Allora, FFP2 per i ragazzi in questo momento non c'è, c'è l'invito. Non c'è, chiariamo. C'è per chi, diciamo così, ha avuto contatti, eccetera. Invece per gli insegnanti che hanno un rapporto diretto con alunni che non sono tenuti ad avere la mascherina,
quindi disabili o bambini molto piccoli, l'FFP2 invece è obbligatoria fino da quando al nostro rientro. Difatti il Ministero ci ha adesso mandato il modello per ordinare, ovviamente a spese del Ministero, queste mascherine FFP2 da dare al personale. Anche per questo abbiamo compilato il modello di ordine entro il 4 di gennaio e credo che bisognerebbe dare il tempo a queste mascherine FFP2 di arrivare nelle scuole, ecco, questa è un'altra preoccupazione. Allora, il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, chiedo alla regia di fare vedere in onda le ultime notizie, si è espresso contro la misura che abbiamo spiegato prima, Stefanel, spiegando che fare la distinzione tra vaccinati e non vaccinati, a parte il fatto che, come ha detto lei non può sapere perché esiste la privacy, è una misura discriminatoria tra gli studenti. È giusto e corretto invece distinguere in base all'età, perché a fasce diverse corrispondono situazioni vaccinali diverse. Si è espresso così l'Associazione Nazionale Presidi. Le chiedo, Paduano, noi dovremmo abituarci a questo virus? Siamo in una fase in cui è pre-endemica e andremo... Probabilmente sì, è un virus che si sta adattando a noi o noi ci stiamo adattando al virus. Il fatto che diminuisca la sua pericolosità clinica, però dal punto di vista clinico parlo, ci fa dire che probabilmente arriveremo a convivere, come purtroppo sta succedendo con un sacco di virus che hanno una forma di adattamento all'uomo che è la difesa migliore per un virus, adattarsi all'ambiente, è un'evoluzione anche questa e probabilmente dovremo abituarci a capire come convivere e probabilmente dovremo utilizzare nuove tecniche, nuove metodologie di isolamento sociale, di protezione, di vaccinazione, perché da una situazione straordinaria diventerà una situazione quasi ordinaria, un pochino come succede con l'influenza. Dovremmo abituarci quindi a numeri grandi. Adesso vi facciamo anche vedere, per esempio, questo dato, se riusciamo a metterlo in onda, per quanto riguarda proprio l'incidenza. Mentre vediamo i ricoveri e i decessi che diminuiscono, dall'altra parte l'incidenza è enorme, aumenta sempre di più, sono numeri molto più grandi rispetto a prima, seconda, terza ondata a cui eravamo abituati. Numeri più alti, abbiamo i numeri più alti ma registrati come positivi. E quindi ci dovremmo abituare. Quasi come se l'incidenza a questo punto risultasse un fattore quasi secondario, possiamo dire, rispetto al vero problema che lì si porrebbe nel caso in cui ci fossero più ospedalizzati. Esatto. Allora, io vi mando in onda, chiedo alla regia, il servizio sui commenti oggi e le interviste effettuate al Dipartimento di Prevenzione. Sentiremo dal vicepresidente Riccardi al direttore della stessa azienda ospedaliera Friuli Centrale Caporale, che si dicono preoccupati per una situazione che è diventata abbastanza complessa da un certo punto di vista, soprattutto quando non ci sono vaccinati per quanto riguarda le categorie in cui è prevista l'obbligatorietà. Sentiamo queste interviste raccolte questa mattina. Sono preoccupato del fatto che ci sia una quota significativa di personale sanitario e scolastico che ad oggi non ha prenotato, pur essendoci stata la lista prioritaria e la disponibilità delle aziende non si è prenotata. Questo è un problema e questo mette a rischio la tenuta del sistema del servizio sanitario da una parte e secondo me anche del sistema scolastico. La vicenda che è accaduta a Gemona è inaccettabile. Quella è una sorta di assimilazione all'interruzione del pubblico servizio. Il numero di pazienti ricoverati è decisamente inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono circa un terzo, grosso modo, rispetto allo scorso anno. Se dovessimo, l'esempio che si faceva prima, se dovessimo convertire o utilizzare altri 2 posti letto di terapia intensiva Covid, noi dovremmo sottrarre l'attività delle sale operatorie 5 infermieri per seguire 2 pazienti, per garantire una presenza di un infermiere sulle 24 ore. 5 infermieri in una settimana significa dover sospendere 25 sedute operatorie in una settimana. Bisogna anche avere la capacità di attendere alcune prestazioni, così come anche l'arrivo del benedetto certificato liberatorio. So che questo naturalmente influisce sulla vita delle persone e sono consapevole di questo. Cercheremo di trovare le soluzioni in modo tale da permettere lo possa fare nei tempi più brevi possibili.
Ecco l'altro rovescio della medaglia, e vi parlavo di ospedalizzati, che rispetto allo scorso anno abbiamo 2/3 in meno nei ricoveri, nelle aree Covid, compresa anche la terapia intensiva, e questo è già un buon dato. Allora io andrei in pubblicità, poi ultime notizie che ci arrivano dal governo, ultimo giro di interviste per quanto riguarda i nostri esperti e soprattutto risposte, perché questa così oggi era la puntata, il titolo della puntata di oggi, alle vostre tantissime domande che stanno arrivando. Cercheremo di dare risposta a tutti. Eccoci in onda per l'ultima parte di Elettroshock. Vi dicevo, tante le domande che ci stanno arrivando da voi telespettatori, vi ringrazio anche per il grande seguito che abbiamo avuto. Le faccio una domanda mentile che ci arriva da Marco, che ci scrive: mi è stata riscontrata una minima percentuale di trombosi, è prevista l'esenzione in questi casi? In caso che mi devo rivolgere? Allora, per avere le esenzioni per motivi clinici, le persone devono rivolgersi, prendere un appuntamento come se dovessero fare una vaccinazione negli hub vaccinali, dove trovano i medici deputati alle vaccinazioni che fanno le anamnesi, i quali valutano la condizione clinica e, se del caso, preparano anche il certificato dell'esenzione alla vaccinazione. Perfetto. Posso aggiungere una piccola cosa? Certo. Io però una raccomandazione mi permetto di dirla. Sono perfettamente d'accordo che il vaccino può essere un rischio per queste persone, ma ricordo che il Covid è un rischio ancora più alto molto spesso, per cui cerchiamo di... È come il discorso, scusate se banalizzo, di quelli che non voglio mettere le scarpe antifortunistiche perché mi fanno male i piedi. Cioè, le scarpe antifortunistiche servono per cose più gravi, il vaccino serve per proteggersi da patologie veramente gravi, per cui se proprio non c'è una controindicazione assoluta, cerchiamo di farlo questo vaccino, perché è molto più rischioso il Covid del vaccino. Certo, è un buon messaggio da parte sua che va sempre ricordato in questi casi. Buonasera, nel caso in cui io sia stata vaccinata con 2 dosi e poi abbia contratto il virus, dal tampone positivo, per quanto si protrarrà la mia quarantena, non riuscendo a comunicare con l'ASL in questi giorni, come mi dovrei comportare? Dovrei prenotare a mia discrezione il tampone molecolare di controllo dopo 10 giorni? Deve prendere l'iniziativa la signora? No, se la signora è un caso positivo e come caso positivo arriva nei nostri archivi, saremo noi a chiamare la signora e definire con lei il periodo di quarantena. Io credo che siamo d'accordo con tutti gli ospiti qua presenti, Paduano e Stefanè, che è veramente un'opera immane la sua, ricordarsi qualsiasi caso, perché veramente è difficile, le faccio i complimenti, ecco, perché veramente... Sapere come muoversi in questi casi e districarsi è complicato, no Stefanello? Immaginiamo. Sì, è molto complicato. Quante volte ha chiesto aiuto al Dipartimento di Prevenzione lei? Ma no, il Dipartimento di Prevenzione fa un ottimo lavoro, io non ho niente da dire. Come dico, si sono dilatati i tempi, ma io ho capito benissimo che i tempi si sono dilatati perché sono sovraccarichi di lavoro. Tenga conto che però nel mio piccolo, perché evidentemente sono solo una parte del sistema scolastico regionale, io ho praticamente 2.300 studenti al giorno, 280 dipendenti, no, tra i 2 istituti, quindi lei pensi la casistica che si può creare anche a me con domande a cui spesso non so dare risposta, perché evidentemente non fanno parte del mio lavoro, fanno parte del lavoro del Dipartimento. Una mamma dice: perché non si possono assumere degli assistenti sanitari o infermieri? Questo non va chiesto ovviamente al Dipartimento di Prevenzione, però mi verrebbe da dire... Come? A trovarli. A trovarli? Sono ecco, cerchiamo di chiarire anche questo. Sì, anche stamattina è stato detto questo, che non è che l'azienda, la direzione, la regione si oppongano alle assunzioni del personale, anzi siamo a conoscenza degli sforzi immani che si stanno facendo per reclutare più persone possibili. Il problema è che non ci sono molte volte i professionisti che hanno le conoscenze per coprire questi ruoli, perché tutto sommato c'è bisogno di una formazione che richiede del tempo e purtroppo sul mercato non troviamo immediatamente le persone disponibili. È un po' come diceva prima anche Stefanella, a trovarli anche altri professori che possono sostituire, perché in una situazione di emergenza si va sempre per ordinarietà, cioè nel senso che dovete ricorrere a vecchie graduatorie
è quasi come se fosse una situazione normale, invece bisognerebbe adottare dei sistemi di emergenza, no? Sì, certo, io diciamo come mi aspettavo che ci fosse un incremento di personale, di dotazione al Dipartimento di Prevenzione, che ci fosse stata anche un'altra politica dei trasporti, oggettivamente, perché ormai siamo oltre il secondo anno, siamo al terzo anno scolastico in cui evidentemente abbiamo questi problemi. Pensavo anche che certe procedure sarebbero state sospese, perché qui non si tratta, guardate, di imbrogliare nessuno, di far favori a nessuno. Certamente nel primo ciclo è un'emergenza quotidiana, anche perché è vero tutto quello che è stato detto, che c'è meno contagio, c'è meno pressione sulle terapie intensive, sugli ospedali, i bambini hanno meno problemi, però tenete conto che anche le maestre che devono andare in classe sapendo che ci sono stati dei positivi, anche il distanziamento nelle scuole primarie e dell'infanzia è impossibile, no? Mentre nelle scuole secondarie gli insegnanti comunque stanno a 2-3 metri e hanno lo stesso in alcuni casi paura, e io condivido le loro paure. Nel caso del settore primario è molto difficile con bambini dai 3 ai 10 anni tenerli lontani dalla cattedra, tenerli a distanza di 2 metri, 4 metri. Ecco, quindi ci sono delle gravi criticità, veramente gravi criticità. Paduano voleva intervenire? Beh, io volevo dire una piccolissima proposta che è così semplice che però purtroppo non viene ascoltata. Lanciamola? Sì, è risaputa, meno della metà dei medici in medicina generale hanno del personale di studio, quello si trova sul mercato, basta concederlo. Pensiamoci. Esatto. Allora, buonasera, in caso di contatto in una classe primaria è possibile prenotare un tampone al bambino, bambina, privatamente senza aspettare la convocazione dell'ASL? Certo, è possibile, non è che sia impedito. Arriva però anche l'azienda sanitaria, ovviamente con qualche ritardo in questo momento. Certo, sono tante insomma le domande che stanno arrivando, io spero di aver dato un po' spazio a tutti. Qualcuno dice, anche qui vorrei chiedere alla dottoressa se in questi giorni il Dipartimento è attivo. Certo che è attivo, l'ha detto fin dall'inizio, se no sarebbero veramente dei problemi, visto che noi siamo da giorni in quarantena, abbiamo appena scoperto di essere positivi e aspettiamo una loro chiamata. Il fatto che abbiano appena scoperto di essere positivi, forse la positività è recente e quindi, visti i tempi che insomma stiamo attraversando, sì, torniamo al discorso di prima, verranno chiamati appena possibile nell'arco di qualche giorno. Paduano, lei vede un futuro più roseo oppure dobbiamo abituarci ancora andare più a lungo con regolette e quindi in un suo ambulatorio vedersi ogni giorno piombare telefonate? La sensazione, vorrei capire la percezione un po' l'abbiamo avuto anche da questi SMS, cioè tante persone che ci stanno interrogando perché effettivamente poi hanno bisogno di chiarimenti, la gente ha bisogno di aiuto, di essere ascoltata e di avere una risposta in questo momento. Lei vede però un futuro un po' più roseo? Allora, purtroppo ci troviamo a dare risposte che buttano nel tempo per conoscenze che cambiano nel tempo, perché purtroppo la gente ha difficoltà e hanno ragione a dire ma come, prima mi ha detto che la terza dose devo farla dopo 5 mesi, adesso mi dite che devo farla dopo 4, ma non sapete cosa dite? Sì, è vero, la scienza evolve in continuazione, evolve il virus, cambiano le notizie, cambiano le conoscenze. Tutti questi cambiamenti, tamponi a 5 giorni, a 8 giorni, a 10 giorni, sono degli affinamenti continui in corso d'opera, cioè è un edificio che stiamo costruendo piano piano, ognuno con le proprie competenze, ognuno con le proprie capacità, per cui è chiaro che non ci sono tanti punti fermi, ci sono punti in continua evoluzione e probabilmente dovremo abituarci anche in questa, si chiamerebbe società fluida in altri settori, no? In cui le certezze non ci sono tante. Abbiamo visto come è cambiato il sintomo del Covid, la famosa carenza dell'olfatto non c'è più. Avevamo sbagliato prima? No, è cambiato, non avevamo sbagliato. E questo purtroppo non abbiamo tante certezze, abbiamo dei continui punti di riferimento che cambiano nel tempo e dovremo abituarci a questo. Per quello dicevo, la variazione anche di mantenere regole fisse in momenti in continua evoluzione sono di grave difficoltà. Sicuramente io non voglio parlare di settori di altri, quello che aveva proposto il preside, probabilmente aprire le scuole dopo, probabilmente era corretto, probabilmente rivedere la facilità dei tamponi è corretto. Abbiamo dei problemi come ad esempio
posso dire la verità, non sappiamo con precisione quanto sono precisi, quanto sono sensibili i tamponi rapidi. Anche qui abbiamo dei grossi problemi. Quanto sono sensibili sull'Omicron i tamponi rapidi? Dottoressa? Ecco, no, diciamo, sono tutte cose che non derivano da cattiveria, da ignoranza, da cosa, ma da evoluzione delle cose. Dovremmo abituarci ad avere una società che evolve, che continua a migliorare e che cerca di continuare in questa strada, molto più dinamica che non inchiodata su regole fisse. Cerco di dare ancora risposte, che stanno arrivando altre domande, scusate, ma non chiedo tante volte il vostro commento perché ne stanno arrivando a iosa. Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione. Sono risultato positivo al Covid il 30 dicembre con un tampone rapido fatto a casa. Sono riuscito a prenotare il tampone molecolare presso l'ASL solo ieri. Oggi ho avuto la conferma del tampone, sono positivo, entro quando riceverò indicativamente la chiamata dal Dipartimento. Da ieri comunque i sintomi si sono affievoliti e ora sto bene. È preferibile che, visto il sovraccarico del Dipartimento, prenoti in autonomia un tampone per verificare la negatività? Allora, se è risultato positivo ieri. Questa persona è una persona che è un caso positivo, che verrà sicuramente presa in carico dal Dipartimento di Prevenzione con un certificato di isolamento che per chiudere ha necessità di un tampone negativo. Il consiglio è quello di aspettare che il Dipartimento lo contatti e il contatto avverrà verosimilmente i primi giorni della prossima settimana. Perfetto. Vorrei sapere se un tampone molecolare, promesso questa è l'ultima domanda perché ormai il tempo è tiranno, se un tampone molecolare eseguito 5 o 6 giorni dopo la positività data da un antigenico è attendibile, ci sono troppi giorni di distanza. No, il tampone molecolare è attendibile, ma l'esito del tampone è negativo o positivo? Positivo. A maggior ragione se è positivo, l'attendibilità è sì, da considerare certa. Stefanel, volevo chiudere con lei. Viviamo in una società fluida, non più rigida, come diceva giustamente Paduano. Sono d'accordissimo. Questi ragazzi sono d'accordissimo col dottore. Abbiamo dei ragazzi in crescita e dei ragazzi che hanno vissuto un'esperienza in attesa e ormai sono al 3° anno scolastico che viene devastato da questa pandemia. Se non affrontiamo tutta la questione con grande flessibilità, grande coscienza e grande attenzione, avremo poi dei danni su un'intera generazione molto gravi, quindi dobbiamo attrezzarci per dimenticare vecchie rigidità del passato che diciamo non erano funzionali una volta e adesso veramente ostacolano. Bene, io allora ringrazio gli ospiti, Silvia Mentile, Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Friuli Centrale, Romano Paduano, medico di base, e Stefano Stefanel, dirigente scolastico del Marinelli ma anche a Presenti Prato, presidente dell'ANDIS, l'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Grazie per aver dato le risposte, speriamo in maniera completa, anche attraverso le tabelle ai nostri telespettatori. Ringrazio Fabio Di Bernardo e Chiara Miscoria dalla regia, buona serata a tutti, anzi buonanotte con Telefriuli. Arrivederci.